Buongiorno a tutti, scusate per qualche inconveniente tecnico che capita, anche se ormai abbiamo fatto una certa esperienza con l'uso di queste risorse. Innanzitutto ringrazio tutti i partecipanti, oltre ai colleghi che parteciperanno da questa parte diciamo, del panel di questo intervento video, di questo webinar. Come preannunciato, si tratta di un'occasione per approfondire alcuni concetti, alcune metodologie che riguardano il progetto per la formazione della banca dati della toponomastica del Veneto. Il progetto, l'informazione su questo progetto ha raggiunto tutti i 563 comuni del Veneto alcuni mesi fa, particolarmente nel mese di ottobre, con alcune precisazioni tecniche che sono poi state inviate successivamente. Tuttavia ci pare di grande importanza poter condividere appunto questi ragionamenti, queste riflessioni e queste modalità operative anche attraverso il sistema del webinar che, come sapete, abbiamo più volte sperimentato anche in passato, consente di raggiungere più facilmente i colleghi in tutto il territorio. Approfitto poi per dire, da un punto di vista strettamente operativo, che il webinar è registrato, sarà poi pubblicato nella nostra pagina web, sia in quella statica che in quella del portale toponomastica, con quindi l'opportunità di eventualmente rivedere e approfondire i passaggi, oppure soprattutto per chi non può essere presente oggi in diretta. Un'altra comunicazione riguarda la modalità per interagire con noi, che è come al solito quella della chat, in cui potete fare le domande durante tutto lo svolgimento del webinar. Poi vediamo insomma oggi una conduzione abbastanza fluida di questo appuntamento, quindi potremo anche rispondere subito dopo gli interventi oppure nella fase finale. Se ci dovesse essere qualche situazione che arriva all'ultimo momento oppure di particolare complessità, naturalmente possiamo sentirci anche dopo il webinar. Credo che tutti voi conosciate e avete ricevuto nelle comunicazioni gli indirizzi di riferimento e anche i numeri di telefono. In ogni caso, nella presentazione che farò io all'inizio c'è anche naturalmente la mia email. Non mi pare di dover aggiungere altro, naturalmente vi porto i saluti del direttore architetto Salvina Siste, impedito in questi giorni a partecipare all'evento anche da remoto, comunque sempre naturalmente informata sullo svolgimento di questo progetto che, come sapete, va avanti da alcuni anni, adesso si sta orientando verso la fase conclusiva. Progetto che peraltro suscita molto interesse anche presso il nostro assessore Cristiano Corazzari. E fatta questi saluti diciamo introduttivi, passerei direttamente alla mia presentazione che vado a condividere. Ecco, qui vedete il programma di questa giornata, che è leggermente modificato, nel senso che dopo questo mio intervento introduttivo sul significato di questo progetto, sui contenuti del progetto toponomastica, con una breve storia diciamo, di questo progetto, ci parlerà la dottoressa Alessandra Moroso sulle modalità per l'accesso al portale per poter operare l'editing della banca dati della toponomastica del Veneto, e poi il dottor Andrea Semenzati invece ci mostrerà una serie di esempi, di situazioni e operativamente ci farà vedere come si può eseguire l'editing della banca dati. In sostanza vedrete che sono cose che già in gran parte sono contenute nei documenti che abbiamo già messo a disposizione, che si possono scaricare dal portale, che sono il manuale utente e il video tutorial. Tuttavia è sicuramente un'occasione questa, anche grazie a un certo livello di interattività che, seppur solo tramite chat è possibile, è un'occasione questa per approfondire e chiarire alcuni aspetti che possono essere rimasti un po' nell'ombra. Il progetto nasce alcuni anni fa, come abbiamo già visto anche nelle comunicazioni che sono state fatte, un progetto che ha avuto una gestazione iniziale abbastanza complessa, però all'epoca aveva anche degli elementi come posso dire, di dubbia evoluzione, di dubbio progresso rispetto al passato. L'elemento principale era quello che l'Istituto Geografico Militare per la prima volta metteva a disposizione la sua banca dati della toponomastica, con l'intento comune condiviso nel progetto di
di andare verso una modifica, un'integrazione di questa banca dati, quindi si superava un po' il concetto di carta ufficiale dello Stato, che ha sempre in qualche modo guidato le policy dell'istituto. Poi una notizia di questi giorni, l'ho letta ieri o l'altro ieri in internet, l'istituto sta per rilasciare la banca dati toponomastica di tutta Italia. Ecco, questo progetto mirava all'epoca e mira tuttora a fare qualcosa di più, cioè a utilizzare e rendere disponibile senz'altro la banca dati della toponomastica dell'Istituto Geografico Militare, ma anche di migliorarla attraverso le banche dati della Regione del Veneto e quelle delle altre amministrazioni locali, in particolare naturalmente dei comuni. In questo modo si riuscirà a raggiungere l'obiettivo di questo progetto, che è quello di avere una banca dati ufficiale della toponomastica del Veneto più affinata, migliorata rispetto a quella dell'Istituto Geografico Militare. Come potete leggere, il progetto ha molti riferimenti normativi, quindi li richiamiamo soltanto in estrema sintesi, che fanno riferimento in particolare alle risoluzioni in materia toponomastica delle Nazioni Unite. Su questo fronte è molto attivo un gruppo di lavoro sostanzialmente che si chiama UNGEGN, che appunto tratta questo tipo di argomenti che potete immaginare sono abbastanza articolati su scala mondiale, in quanto ci sono situazioni molto, molto differenti rispetto a quella italiana. Poi naturalmente la normativa di riferimento è come sempre la direttiva INSPIRE e le norme di recepimento italiane, il decreto legislativo 32 del 2010, e poi le norme nazionali e regionali che regolano la toponomastica e la produzione di dati geografici e geotopografici. In particolare vorrei ricordare in questa prima slide che l'operazione che stiamo facendo adesso, cioè quella di chiedere ai comuni un supporto, un aiuto, una validazione della toponomastica per quanto riguarda i nomi dei luoghi, è un'operazione che storicamente si è sempre fatta nella fase di produzione della CTR, della Carta Tecnica Regionale, dove in epoca diciamo remota, quindi fino all'inizio di questo secolo, le carte erano ancora sostanzialmente delle stampe e venivano vistate appunto dalle amministrazioni comunali per quanto riguardava la toponomastica. Ecco, facciamo una piccola divagazione diciamo di contesto. La toponomastica è un tipo di informazione che sta nel più ampio quadro dell'informazione geografica, con forti caratteri di evoluzione rispetto al passato. Ecco, vedete qui indicato che è un tema di oggettiva complessità, perché non è un tema che viene rilevato, cioè non è un'informazione che si ricava da misure topografiche o da rilievi da aereo o da elaborazioni scientifiche di calcolo. Si tratta di un dato in qualche modo mediato che prevede la capacità anche di relazionarsi con i territori e la possibilità di operare anche analisi di tipo di ricerca storica. Tutti sapete che la toponomastica si è formata, quindi la toponomastica che troviamo nelle carte si è formata nell'arco di molti decenni, soprattutto con le levate storiche fatte dall'Istituto Geografico Militare, e conoscete sicuramente anche i vizi che ciò ha comportato, con ad esempio l'italianizzazione dei toponimi, oppure anche il cambio di lingua con la quale venivano descritti questi toponimi, pensando ad esempio ai tempi di guerra, agli avanzamenti e arretramenti del fronte. Si nota un fenomeno negli ultimi decenni che con il cambiamento di modalità di produzione della cartografia e quindi dei database geotopografici si è osservata una certa tendenza alla sparizione dei toponimi, cioè ce ne sono meno di prima, ci sono delle situazioni di evoluzione anche delle città, dei territori, per cui si è un po' persa la caratterizzazione di alcuni toponimi. È molto frequente trovare delle località, magari nelle zone periferiche o di prima periferia delle nostre città, in cui nelle cartografie di 50 anni fa c'erano dei toponimi ben definiti, adesso questi sono andati perduti nelle più recenti produzioni cartografiche o nei database gestionali che i comuni o gli altri enti hanno e gestiscono. Però la toponomastica ci offre anche degli spunti innovativi e di miglioramento, perché se è vero da un lato che ha subito un impoverimento e la modalità di rilievo e archiviazione di questo dato è profondamente mutata, è anche vero che questi nuovi sistemi, quindi sistemi informativi geografici,
danno nuovo respiro, nuove prospettive al dato della toponomastica. Ad esempio, per tutte le funzioni di ricerca siamo tutti abituati a utilizzare i sistemi anche privati. Per poter trovare le informazioni spesso utilizziamo il nome di un luogo, oltre naturalmente a tutta la partita che riguarda invece le strade, quindi le viabilità. Quindi la toponomastica sostanzialmente non diventa più un'informazione collaterale alla rappresentazione territoriale, ma diventa effettivamente una chiave di accesso molto, molto importante, molto usata per entrare nelle banche dati geografiche anche complesse. Per fare questo bisogna naturalmente approcciarsi alla toponomastica in maniera diversa e quindi lasciare da parte tutti gli aspetti che riguardano la rappresentazione delle scritte, la rappresentazione cartografica, il disegno, l'aderenza a norme di rappresentazione che molto sofisticate, però inadatte agli scopi di questi tempi, alle funzioni che abbiamo necessità di sviluppare in questo periodo. In questo periodo bisogna ragionare in una logica di database, questo vale per tutti i dati, specialmente per tutti i dati geografici. Di conseguenza bisogna creare uno strato informativo che risponde, come vedete scritto in questa slide, naturalmente alle norme previste dai decreti ministeriali, ma soprattutto risponde alla logica appunto del database. Questo strato informativo si comporta quindi, l'obiettivo è realizzare appunto un database, uno strato informativo che abbia una presenza univoca di ogni toponimo e quindi avremo un record per ogni nome di luogo sostanzialmente. E a questo record c'è aggiunta soltanto un dato di posizionamento bidimensionale, naturalmente in coordinate di longitudine e latitudine, che serve soltanto a una collocazione approssimata di questo toponimo. Chiaro è che se il toponimo riguarda un'area vasta, questo è soltanto puramente indicativa la localizzazione, ma il concetto importante è creare un livello informativo in forma di database. Da un punto di vista operativo, questo progetto ha previsto diverse fasi, oltre naturalmente al coinvolgimento dello Stato attraverso l'Istituto Geografico Militare, della Regione e degli enti locali. Le fasi le vedete elencate, la prima è stata il recupero delle banche dati già esistenti presso IGM e presso la Regione, la verifica di queste banche dati e l'armonizzazione strutturale di queste due fonti principali, l'organizzazione dei dataset per ogni comune, anche per l'armonizzazione di contenuto, la sperimentazione della metodologia con alcuni comuni, la condivisione dei dati con tutti i 563 comuni del Veneto per verifica e integrazione, che è quello che stiamo facendo adesso, la fase che stiamo sviluppando in questi mesi. Infine ci sarà una definizione formale della banca dati e un'integrazione con dati provenienti da toponimi multilingue storici. Questa è una fase chiaramente che sarà ancora successiva, diciamo, alla conclusione del progetto. Venendo alla fase 1, che è il punto dal quale siamo partiti, sostanzialmente quindi è il momento zero, andiamo a descrivere quali erano le banche dati principali. Da una parte c'era quella della toponomastica dell'Istituto Geografico Militare, era costituita da una serie di file Excel molto consistenti con un totale, vedete, di 50.519 record. Questi naturalmente sono riferiti al solo territorio della Regione Veneto. C'erano però all'interno dei record duplicati, perché naturalmente erano tratti dalle cartografie della Carta d'Italia, quindi come potete immaginare, ad esempio, il nome di un corso d'acqua si trovava in più cartografie, in più fogli a 50.000 o a 25.000. E quindi i colleghi dell'istituto hanno provveduto a ripulire, tra virgolette, questo grande pacco, questo grande foglio Excel, sostanzialmente di modo da poter associare un identificativo univoco a ciascun toponimo. Quindi, come dicevamo prima, ci orientiamo verso la logica della banca dati. Dall'altra parte, l'altra importante risorsa informativa era il database della regione, che però non era costituito da un vero e proprio database della toponomastica, quanto piuttosto da un database delle scritte cartografiche, ricavate dalle cartografie tecniche regionali in formato numerico e dai database geotopografici. Questo file era ed è costituito da più di 1,5 milioni di record che comprendono tutto, comprendono reali nomi
di luoghi, ma comprendono anche ad esempio i label dei punti quotati o delle curve di livello, oppure altre informazioni di questo tipo che non hanno naturalmente nessun interesse, nessuna rilevanza per il progetto di cui ci stiamo occupando. Per trattare queste due banche dati ancillari iniziali sono state operate delle procedure semiautomatiche supervisionate. In particolare per quanto riguarda la banca dati dell'Istituto Geografico Militare è stato piuttosto semplice, perché alla fine si è ricavato da questi fogli Excel già precedentemente sistemati e resi univoci, si è ricavato uno shapefile facendo leva sulle coordinate puntuali che erano associate a ogni toponimo. Questo per agevolare naturalmente la lettura e la collocazione di questi toponimi sul territorio. E viceversa, per quanto riguarda la banca dati nostra della regione delle scritte cartografiche, è stato necessario operare moltissime elaborazioni supervisionate sempre in ambiente GIS. L'operazione è stata complessa perché ovviamente potete immaginare non è possibile guardare uno per uno queste scritte e sistemarle, ma con una serie di accorgimenti che sono stati presentati in varie occasioni, anche in occasione della conferenza a SITA e anche durante il simposio delle Nazioni Unite sulla toponomastica che si è tenuto a Venezia nel 2018, una serie di operazioni complesse che hanno portato ad abbattere il numero dei record di questo file da oltre 1,5 milioni a 175.457, che sono effettivamente toponimi veri, quindi niente label di punti quotati, niente, abbiamo tolto i nomi delle strade perché non sono collocati all'interno di questo progetto. Ecco, questo progetto, l'ho detto ma lo ripeto anche perché spesso mi capita con colleghi dei comuni di parlare proprio di questo, tratta i nomi delle località di vario tipo, possono essere corsi d'acqua, può essere montagne, può essere le località che abbiamo all'interno dei centri urbani o fuori dai centri urbani. Non tratta le strade, che sono invece tema di stretta pertinenza anche per ragioni normative fin dai leggi decreti dei comuni. Dopo aver reso confrontabili, dopo aver reso in qualche modo simili le strutture delle due banche dati, cioè quella dell'IGM e quella della Regione, si è provveduto a fare un confronto tra queste banche dati, in modo da generare un dataset unico da sottoporre poi ai processi di integrazione. Il confronto non si è limitato però a un confronto come dire, automatico, per togliere ad esempio i nomi doppi, cioè presenti sia nel database dell'Istituto Geografico sia nel nostro, ma anche un confronto arricchito da un'interpretazione. Questa fase ha impegnato diverse persone, questo va detto a costo zero, quindi utilizzando collaborazioni con l'università, attività di tirocinio anche di un certo livello, parliamo di livello di master e altre situazioni di questo tipo, ci ha consentito di rimuovere e di aggiustare molti toponimi che avevano effettivamente degli errori evidenti. Possiamo pensare all'italianizzazione di alcuni toponimi che invece sappiamo essere in forma di origine dialettale, possiamo pensare anche alla presenza di accenti sbagliati o di situazioni di questo tipo. Il risultato di questa attività di confronto fra le due banche dati ancillari e di interpretazione è stato un set di dati più piccolo, più ridotto rispetto alla semplice unione dei due database originari. Qui abbiamo la distribuzione dei toponimi per province del Veneto con il totale sotto, e vedete che nella seconda colonna abbiamo i toponimi derivanti dalla banca dati IGM dopo le operazioni di aggiustamento preliminari. Nella seconda, quelle del nostro database, anche questo dopo le complicate operazioni di sistemazione, alla fine il numero dei toponimi che derivano armonizzati, cioè dopo le operazioni di confronto e interpretazione. Come anticipato prima, il numero complessivo è ovviamente minore della somma dei due, proprio perché sono stati con l'interpretazione rimossi molti toponimi anomali che non corrispondevano a realtà. Su questa versione di database, cioè sul database diciamo fino a settembre 2021, quindi prima che venisse condiviso con i comuni, che possiamo chiamare una beta version di questo database, abbiamo eseguito dei test nei mesi scorsi, soprattutto attraverso la condivisione con alcuni colleghi.
e questo ci ha consentito di ottenere effettivamente dei feedback positivi, poiché il database, anche se non è ancora completo, non è ancora arricchito dalle vostre informazioni, è comunque migliore e più affidabile di quelli che si trovavano in giro fino a questo momento, anche di quelli commerciali. Poi abbiamo fatto anche degli esercizi un po' come dire, supplementari per capire le potenzialità anche di questo, per dimostrare le potenzialità di questo livello informativo. Ecco, questo è un esempio che abbiamo presentato invece al simposio per la toponomastica sempre delle Nazioni Unite, che si è svolto a Napoli nell'autunno dello scorso anno. Per fare un esempio molto semplice, abbiamo elaborato un livello informativo che è quello delle capitelli croci isolate, che sapete essere un livello storicamente molto affidabile all'interno della CTR, database topografici, e abbiamo incrociato questi dati con i dati toponomastica, ottenendo risultati naturalmente molto interessanti. Qui abbiamo un esempio, siamo nella bassa padovana, vedete c'è un capitello. Ora nell'immagine si vede, non si vede bene, ma in sostanza c'è uno shapefile puntuale che evidenzia la presenza di un oggetto che è appunto un capitello, però non sappiamo che capitello sia. Aggiungendo il livello che vedete nei puntini verdi della toponomastica, sappiamo che quello si chiama capitello di Sant'Antonio, quindi l'affidabilità del dato è molto interessante, del dato toponomastica, e soprattutto le potenzialità sono molto ampie, non soltanto quindi per le funzioni di ricerca di cui abbiamo già parlato prima, ma anche per arricchire i dati presenti in altri layer dei database geotopografici. Vado verso la conclusione, richiamando naturalmente il ruolo dell'infrastruttura dati territoriali della Regione del Veneto, che è l'ambiente ideale per poter operare la condivisione che stiamo appunto facendo in questi mesi. Tenete conto che quando il progetto è iniziato alcuni anni fa sarebbe stato molto più complesso, difatti si pensava a come si sarebbe potuta fare una condivisione adeguata con voi, quindi con le amministrazioni comunali, tramite l'invio di file, di stampe, di shapefile, di tabelle Excel. Era un po' più complessa. Adesso, attraverso l'uso del geoportale e soprattutto delle funzioni di editing, questo è sicuramente enormemente ottimizzato. Prima mi sembra assolutamente importante ricordare che prima del rilascio del dato a tutti i 563 comuni della regione abbiamo fatto un test con i comuni di Schio, Treviso e Vicenza, con i quali siamo particolarmente connessi, lasciatemi dire, anche in virtù di accordi quadro che ci legano, di accordi di collaborazione che ci legano da diversi anni, che hanno portato a molti risultati interessanti anche di produzione di dati e di gestione condivisa dei dati. Anche in questo caso i colleghi di Schio, Treviso e Vicenza, che immagino siano collegati anche oggi e che saluto, ci hanno molto supportato per testare le operazioni di editing, e da questa esperienza è stato creato, grazie al lavoro di Andrea Sevenzato, che poi vi parlerà, è stato creato un manuale utente e un video tutorial di grande utilità, direi anche semplicità d'uso. Ecco, il video è un po' lungo, questo è un mio parere personale, nel senso che è circa mezz'ora, però è il tempo necessario per descrivere correttamente tutte le funzioni. Quindi naturalmente, oltre a partecipare oggi, invito tutti eventualmente a guardarlo per chiarire eventuali dubbi. Concludo con questa ultima slide e poi passiamo naturalmente ad altri aspetti magari più interessanti, più operativi. Le tempistiche, è opportuno parlarne. Il nostro obiettivo è concludere questa fase entro giugno di quest'anno, o comunque entro l'inizio dell'estate, quindi giugno, luglio, insomma, del 22, e quindi poter avere un feedback dalla maggior parte dei comuni del Veneto, quanti più possibile. Naturalmente noi cercheremo di fare anche altre iniziative oltre a questo webinar. Al momento devo dire che, pur non essendo riusciti a fare il webinar prima, abbiamo avuto comunque molti riscontri, poi i colleghi ce lo diranno, ma insomma capita abbastanza di frequente che i colleghi dei comuni chiamino per avere dei chiarimenti, perché stanno appunto già lavorando. Se la scadenza, quella dell'inizio dell'estate, sarà rispettata come immaginiamo, potremo avere una release di questa banca dati ufficiale della toponomastica entro la conclusione di quest'anno. Poi ecco la famosa fase 7 che vedevamo prima, riguarda in realtà le attività successive, quelle che si possono poi in qualche modo immaginare, in qualche modo far partire dopo la conclusione di questa fase, quindi lo sviluppo di ulteriori progetti di approfondimento che riguardano appunto la partita dei toponimi dialettali, della tutela di questo patrimonio storico, oppure anche attività di ricerca storica e anche l'implementazione, l'affidamento di questa banca dati
nella logica anche del partecipatori GIS, ma anche nella logica dell'acquisizione di altre banche dati, di studi specifici che in gran parte del territorio Veneto sono state fatte, di cui siamo a conoscenza, che abbiamo già condiviso con chi le ha operate e che sicuramente serviranno a incrementare ulteriormente il patrimonio di questa banca dati, che sostanzialmente è un lavoro, come voi potete immaginare, che non ha un termine, è sempre continuamente affinabile, proprio perché parliamo di un dato storico presente da molto tempo, anche un dato in evoluzione, che quindi è importante in qualche modo seguire. Io interrompo la condivisione dello schermo. Ecco, scusate il passaggio un po' macchinoso, ma dopo i webinar dello scorso anno evidentemente ho perso un po' di dimestichezza con questi dispositivi. Adesso, dopo di me, parlerà la collega dottoressa Alessandra Amoroso appunto sulle modalità di accesso al portale. Nel frattempo daremo un'occhiata naturalmente ai commenti in chat, così ci organizzeremo per eventuali risposte a domande. Lascio la parola ad Alessandra. Buongiorno a tutti. Negli ultimi mesi abbiamo notato che ci sono stati dei problemi nell'accreditamento degli utenti, o meglio, non è stato chiaro la modalità di accreditamento di ogni comune. Vi spiego un attimo il perché. Inizialmente è stata mandata una mail il 22 di settembre da parte della Direzione Pianificazione Territoriale a tutti i comuni, dove si spiegava il progetto della toponomastica. Successivamente, il 1° di ottobre, è stata mandata la mail dove si richiedevano determinati dati da parte degli utenti stessi. Quindi veniva richiesto il nome e il cognome, il nome del comune principalmente ovviamente, il nome e il cognome, il codice fiscale e una mail personale. Ci è capitato molte volte che arrivassero delle mail del comune, tipo ufficio tecnico, @comune, eccetera. Noi abbiamo bisogno di una mail personale dell'utente del comune. Se questa mail non vi fosse arrivata, potete comunque fare richiesta alla nostra direzione. La mail è pianificazione territoriale @regione.veneto.it, e nel caso vi viene rispedita in maniera da poter avere sotto mano tutti i dati richiesti. Una volta che gli utenti ci mandano questi dati, viene rimandata una mail con un link dove si richiede il cambio della password, e a quel punto siete pronti per potervi accreditare, poter entrare direttamente all'interno del geoportale per l'editing dei toponimi. Come già detto, nella prima pagina del visualizzatore della toponomastica è presente un video tutorial molto chiaro, che comunque verrà adesso rispiegato dal collega dottor Semenzato, e un manuale utente. Vi chiedo inoltre, per chi è già stato accreditato in passato nell'IDT per il download del quadro conoscitivo, chiedo comunque di inviarci i dati, perché quel tipo di accreditamento non basta, serve uno specifico proprio per l'aggiornamento della toponomastica. Molte volte infatti alcuni comuni pensano di poter entrare lo stesso, ma non è così. Basta, io ho detto tutto, lascio la parola al dottor Semenzato, che vi spiegherà l'editing dei toponimi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, ringrazio di nuovo il collega dottor Trivelloni e la dottoressa Amoroso per l'invito e anche gli altri colleghi per l'organizzazione di questo webinar e per il mio invito. Io passerei subito a condividermi il mio schermo in modo tale che vediamo appunto un lato operativo, quali sono le operazioni che andrete ad eseguire all'interno dell'infrastruttura dati territoriali regionale. Questa, come vedete, molti di voi la conosceranno, è la home page del portale. Riprendendo quello che diceva la collega Alessandra, una volta che ci avrete inviato i dati per poter accedere al portale, vi sarà comunicata una mail di conferma da parte nostra dell'accreditamento con un link che vi condurrà direttamente al portale. Per poter accedere quindi all'area riservata e quindi per poter accedere all'editing della banca dati, voi dovrete effettuare il login, quindi l'accreditamento nel portale con i dati che ci avete fornito. Potete farlo cliccando sull'area riservata del portale, oppure potrete anche cliccare direttamente sul link che vi sarà spedito via mail una volta arrivata la conferma dell'accreditamento, che potrete visualizzare all'interno del pulsante visualizzatori geografici portale della toponomastica. Il link che vi sarà inviato tramite mail una volta accreditati, vi porterà in questa pagina dove trovate le indicazioni del portale, quindi una descrizione del portale, un riassunto delle informazioni che vi sono state appena comunicate, i link per scaricare il manuale utente e il video tutorial e il link per accedere al visualizzatore. Il visualizzatore, vi ricordo, è pubblico per l'accesso, quindi non vi saranno richieste le credenziali per accedere al visualizzatore, ma per effettuare la modifica e la revisione della toponomastica vi sarà necessario accreditarvi. Quindi potete farlo accedendo all'area riservata, inserire le vostre credenziali, io ora inserirò naturalmente le mie, e a questo punto il sistema vi riporterà nella pagina del portale che potrete aprire cliccando sul pulsante apri il visualizzatore. Ok, una volta aperto il visualizzatore vi troverete su questa pagina dove qui in alto visualizzerete appunto il vostro nome utente, quindi verificate che sia indicato e troverete una serie di informazioni visualizzate in particolare qui sulla destra. Sulla destra trovate un elenco delle province, mentre per poter sfogliare tutta la banca dati della toponomastica e quindi ricercare il vostro comune, potete cliccare sul pulsante che trovate sulla sinistra dello schermo, catalogo layer. Questo è il pulsante di catalogo all'interno del quale potete sfogliare con questo menu tutte le banche dati relative ai comuni del Veneto. Naturalmente, come è già stato detto, andrete ad editare la banca dati del vostro comune. Per fare questo potrete ricercare la vostra provincia e come vedete, porto un esempio qui della provincia di Belluno, trovate la lista di tutti i comuni con un prefisso con la sigla della provincia, il codice ISTAT del comune e il nome del comune. In questo esempio vi farò vedere una prova con il comune di Agordo. Naturalmente non andremo a contaminare la banca dati, ma vi farò vedere alcune delle operazioni che potete eseguire per la modifica. Per importare la banca dati del vostro comune, che qui naturalmente non vedete, questo è lo sfondo, una base dati delle ortofoto AGEA del 2018 che potete eventualmente modificare tramite il pulsante qui in basso per ad esempio visualizzare le ortofoto della serie storica oppure OpenStreetMap. Per importare, come dicevo, la banca dati all'interno del visualizzatore vi è sufficiente cliccare
qui sulla destra sulla provincia corrispondente, in questo caso Belluno, che diventerà di un colore rosso, e con il pulsante aggiungi layer in mappa dal catalogo sulla sinistra potete aggiungere questo layer all'interno del visualizzatore. Chiudo il catalogo. Vedrete che vi sarà comparso un nuovo layer all'interno del visualizzatore e questo layer sarà visualizzabile tramite una leggenda che è diversa per ogni layer del catalogo. In questo caso abbiamo una colorazione violacea, ma in ogni caso serve solo per distinguere i punti relativi allo stesso comune. Sullo sfondo potete anche inserire, vedete qui, un'informazione di base relativa ai limiti amministrativi dei comuni che potete spuntare per attivare o disattivare. Nel caso in cui vogliate ad esempio verificare quali toponimi siano all'interno del comune e quindi nel caso in cui andiate ad inserire un toponimo per verificare il confine del vostro comune. Naturalmente le funzionalità di base disponibili in tutte le comuni mappe e GIS sono presenti anche in questo visualizzatore, quindi la possibilità di effettuare uno zoom, in questo caso sto utilizzando la rotellina del mouse, spostarvi con un clic sulla mappa e noterete che le etichette, quindi il nome dei toponimi, compaiono nella mappa oltre una certa scala, che è appunto 1,25.000. L'informazione sulla scala la trovate qui in basso, scala di visualizzazione. Qui appunto vedete visualizzate tutte le etichette con i toponimi attualmente presenti nella banca dati. Un'altra informazione di base è quella che vi permette di interrogare un punto. Ad esempio clicco su questo punto e sulla sinistra vi compaiono le informazioni relative a tutti i layer, quindi a tutti gli strati informativi che avete attivi nel visualizzatore. In questo caso abbiamo i comuni, quindi ho cliccato appunto sul comune di Agordo, provincia di Belluno, con tutti i suoi dati, e relativamente alla banca dati della toponomastica ho cliccato sul toponimo Casedozza. Ok, possiamo chiudere questo pannello. Prima di mostrarvi le operazioni per andare a modificare, ad aggiornare questa banca dati, vi voglio mostrare l'ultima funzionalità importante che vi permette di sfogliare quella che è la tabella degli attributi, quindi la banca dati, la tabella della banca dati del vostro comune. Per fare questo vi basta posizionarvi sul nome del layer che avete inserito. Nel pulsante con i 3 punti, cliccando su questo pulsante, vi compariranno diverse funzionalità, tra cui, come vedremo, quella per modificare il layer, quella eventualmente per zoomare sul layer, che vi porterà appunto sulla mappa dove siamo già ora, nel caso ad esempio da qui, da uno zoom più minore, vi permette di andare direttamente, eccoci qui, a posizionarvi sulla mappa dove avete aperto la banca dati, e poi vi è la tabella degli attributi. Quindi cliccando su questo pulsante vi comparirà la tabella all'interno del quale troverete tutte le informazioni relative a, in questo caso, i toponimi del comune di Agordo. Vedete che la banca dati dispone di alcune informazioni importanti, tra cui il nome del toponimo, che è lo stesso che vedete visualizzato nella mappa. Questo campo tipologia è un campo relativo a una codifica derivata dal database geotopografico che per il momento non potete insomma ignorare, solo un'informazione aggiuntiva. L'origine, quindi l'origine che vi sta a indicare se questo toponimo è stato estratto dalla banca dati della CTR oppure dalla banca dati IGM. Qui in fondo vedete appunto questo altro valore. Un altro campo che è il campo validato, che sarà un campo fondamentale per voi nella fase di revisione per definire se questo toponimo è stato verificato oppure no.
Naturalmente al punto 0 tutti questi toponimi hanno questo campo valorizzato come no. Nel momento in cui andrete a confermare, modificare o aggiornare questo toponimo, potrete modificare questo campo, vi mostrerò poi come, in validato sì, in modo tale anche per voi per tenere traccia di i toponimi che sono già stati confermati. E infine un ulteriore campo note che vi permette di inserire delle informazioni aggiuntive che volete segnalarci legate appunto a questo toponimo. Ok, altre informazioni di base potete eventualmente sfogliarle nel manuale oppure consultando il video tutorial. Ad esempio, se volete ricercare un toponimo che avete già aggiunto o di cui conoscete il nome, potete inserirlo in questo filtro, qui in alto nella tabella. Cliccando su Applica filtro vedrete che vi vengono evidenziati i toponimi con quella stringa in quella ricerca. Cliccando poi su un punto nella tabella, il sistema vi porta direttamente con uno zoom su quel toponimo. Ok, queste diciamo per farvi avere una panoramica delle funzionalità di base che però sono importanti per andare a consultare e ricercare i toponimi nella banca dati. Ora vi faccio vedere come andare a modificare o aggiornare questo strato informativo. Come vi dicevo prima, cliccando sui tre punti qui, in questo pulsante a fianco al layer, trovate l'opzione Modifica Layer. Cliccando su questa opzione vedrete che tutti i punti legati alla vostra banca dati verranno evidenziati con appunto un cerchio che vi sta a indicare che tutti questi toponimi possono essere potenzialmente editati. Ora, per non contaminare questa banca dati, io andrò non a modificare quelli esistenti, ma andrò ad inserirne uno nuovo e poi andremo a modificare quello. Per inserire un nuovo toponimo vi basta cliccare sul pulsante Inserisci e dopodiché posizionare il punto nella posizione preferita, predefinita. Una volta che avrete cliccato nella mappa vi compare la stessa tabella che abbiamo visualizzato prima e quindi potete andare ad inserire tutte le informazioni che ritenete necessarie per questo toponimo, quindi il nome del toponimo, qui ne inseriremo uno di prova, e la tipologia, come vi dicevo, lasciate pure non considerata. L'origine, ecco, in questo caso, nel caso in cui si vada ad inserire un nuovo toponimo, il nostro suggerimento è quello di indicare come origine non più CTR o IGM, ma origine comune, ad esempio, comune di Agordo, oppure un altro termine che permetta di identificare questo toponimo come un elemento aggiunto. Validato sarà in questo caso sì, in quanto l'ho aggiunto adesso, e per il momento non inseriamo particolari note. Completato l'inserimento delle informazioni, vi basta cliccare su Salva sessione. Come vedrete, contestualmente all'inserimento vi viene posizionato un nuovo punto con l'etichetta corrispondente. Per andare a modificare questo toponimo, oppure modificare tutti gli altri, vi basterà cliccare su questo punto, quindi clicco su questo punto, scusate, piccolo, riproviamo ad accedere un attimo alla... Ok, sembra esserci un problema. Ecco, anche nel caso verifichiate, ecco sì, mi sono accorto di aver appunto attivo il layer dei comuni, quindi verificate sempre di avere attiva solo appunto la vostra banca dati. Nel caso in cui abbiate, ad esempio, si verificano degli errori,
non vi preoccupate, vi basterà ad esempio, lo facciamo anche adesso, effettuare un refresh della pagina cliccando sul vostro pulsante del browser, così facciamo anche una prova per verificare come ricercare il toponimo che abbiamo appena creato e anche per verificare, fare diciamo un recap delle informazioni viste finora. Cliccando appunto sulla provincia di Belluno, vado a sfogliare il catalogo e a ricercare il comune di Agordo, che vado quindi ad inserire nel mio visualizzatore, mi posiziono con un zoom al layer sul mio comune e vado quindi ad aprire la tabella degli attributi, ricerchiamo il toponimo di prova utilizzando la parola prova che abbiamo creato prima, ci posizioniamo su questo toponimo e andiamo a modificare questo layer. Clicco su questo punto, ecco ora è corretto, vedete che il toponimo si evidenzia con una colorazione diversa e potete andare a effettuare principalmente due operazioni che sono l'eliminazione del toponimo, che faremo al termine di questa prova, e l'eventuale modifica. Tralasciate al momento la funzionalità di gestione allegati, che è una funzionalità aggiuntiva e che non è necessaria in questo contesto. Per modificare questo toponimo, cliccate appunto sul pulsante omonimo, potete effettuare una modifica del nome, in questo caso aggiungiamo il termine modifica, e eventualmente, se il campo era validato o no, potete andare a validarlo. Al termine delle modifiche vi basta cliccare su salva sessione nuovamente. Ecco, questo per mostrarvi un altro caso in cui l'etichetta potrebbe non comparire. Questo purtroppo può accadere in alcuni casi. Nel caso in cui vogliate verificare la presenza del nome del toponimo, vi basta appunto ricliccare sul punto e comparirà il termine, oppure eventualmente andare a interrogare tramite il pulsante, tramite un clic, come vi dicevo prima, vedete, vi compare il nome. Oppure in genere alcune etichette, nel caso in cui siano in luoghi dove avete un numero di toponimi molto elevato, potrebbero non comparire per una migliore visualizzazione, diciamo. Andando quindi ad eliminare il toponimo appena creato, cliccando su modifica layer, nuovamente, posso andare a selezionare il punto e cliccando su elimina. Salva la sessione, pulsante che dovete cliccare appunto al termine di ogni modifica. In questo caso il punto, vedete, sarà scomparso. Ecco, questa è una panoramica di tutte le funzionalità. Naturalmente quelle principali, lascio a voi eventuale visione delle funzionalità aggiuntive che avete a disposizione sul visualizzatore, quindi la stampa piuttosto che la misura di distanze, eccetera, insomma funzionalità base nei sistemi GIS. Io avrei concluso, naturalmente se ci sono domande siamo qui per rispondere, rilascio la parola ai colleghi e lascio la condivisione dello schermo. Benissimo, grazie Andrea per la chiarezza dell'esposizione. Forse ho capito anch'io come funziona, che però non è un bel segnale, tutto sommato, sicuramente farete meglio voi. A parte le battute, mi hanno segnalato che ci sono alcune domande nella chat, adesso siamo appunto arrivati alla conclusione, per cui abbiamo un po' di tempo per rispondere a queste domande. Alcune riguardano aspetti operativi, già ci sono state delle risposte sempre via chat, ma eventuali chiarimenti poi naturalmente chiedo ad Alessandro e Andrea di fornirli. Prima però volevo rispondere a un'altra questione che è stata posta da un ospite, da un collega, che riguarda i collegamenti con la banca dati ANCSU, Anagrafe Nazionale Numeri Civici e Strade Urbane. Ecco, questo progetto non è connesso ad ANCSU. Quando si è pensato, ideato il
progetto, già eravamo a conoscenza di questa evoluzione che avrebbe avuto a livello nazionale la partita delle strade urbane dei numeri civici. Lo dico per chi non dovesse esserne direttamente a conoscenza, anche se chi lavora nei comuni sicuramente conosce bene la partita, anche perché è chiamato a dover implementare questa banca dati. La banca dati ANCSU, che riguarda appunto numeri civici e strade urbane, è un'operazione in corso da alcuni anni, è gestita dall'Istat e dall'Agenzia delle Entrate Catasto, i quali hanno anche realizzato le specifiche tecniche di questa banca dati, che non prevede l'obbligatorietà al momento dell'informazione geografica, quindi delle coordinate dei punti sostanzialmente dei numeri civici. Ecco, questa banca dati in via di formazione è una banca dati, come dire, completa, no? in tutto e per tutto. Ora il passaggio attuale dalle notizie che giungono da Roma è che la specifica è stata a lungo tempo ferma, diciamo, in osservazione, diciamo, sul tavolo garante della privacy, e soltanto da poco si è sbloccata. Questo consentirà di apporre delle modifiche alla specifica tecnica. Tra le modifiche che pare verranno introdotte, questo è quello che chiediamo come regioni, ma anche Agid lo chiede, anche la normativa Inspire, dovrebbe essere introdotta l'obbligatorietà dell'informazione geografica associata al numero civico. Ecco, questo è lo stato dell'arte. In ogni caso si tratta di una banca dati che sostanzialmente i comuni, sotto loro responsabilità, vanno a riempire, a implementare e a trasmettere direttamente ad Istat. Si tratta di una banca dati che ha una sua storia, che ha una sua completezza. Tutti ci auguriamo che venga sistemata e conclusa al più presto, che venga mantenuta aggiornata, che venga naturalmente dotata dell'informazione geografica, e quindi quella, quando ci sarà, verrà poi presa dalle amministrazioni pubbliche, anche da noi, anche dalle regioni, e verrà utilizzata così com'è. Quindi non c'è un legame diretto, tant'è vero che il progetto, come abbiamo detto all'inizio della mia presentazione, il progetto si occupa invece degli altri toponimi, cioè tutto quelli che non sono strade. Questo anche diversamente dalla tradizione, diciamo, cartografica. Molti di voi ricorderanno che nelle vecchie CTR alcuni nomi di strade c'erano, ma erano in numero molto modesto e servivano soltanto a una funzione di orientamento generale, insomma, della lettura del territorio su una carta, su un file raster oppure su una carta stampata. Ecco. Quindi non c'è una connessione diretta tra questo progetto, appunto, e la banca dati ANCSU. Su questo tema non credo vi siano altre osservazioni da fare. Aggiungo soltanto una considerazione. Prima ho parlato in maniera abbastanza, ho cercato di parlare in modo lineare, insomma, descrivendo la situazione. In realtà è un progetto, questo mi sembra importante dirlo, che ha una valenza molto importante, e questo è testimoniato dai grandi riconoscimenti anche a livello internazionale che questo progetto riceve, perché quello che abbiamo potuto riscontrare è che sulla toponomastica ci sono molti lavori, molte attività, anche innovative, anche di ricerca, anche in ambiente di G-Science, però quello che finora manca realmente è la costruzione di una banca dati partecipata, che coinvolge più livelli di competenza, più ambiti di competenza. E questo, arrivare alla banca dati conclusa, sarebbe un risultato veramente, mi permetto di dire, unico a livello mondiale. Questi sono i riscontri che abbiamo appunto dagli organismi internazionali, in particolare appunto dall'organismo dell'ONU che si occupa di questo, e questo è anche riprovato dalle molte pubblicazioni che non ho direttamente citato, ma insomma facilmente si trovano anche in rete, pubblicazioni che riguardano proprio nello specifico la formazione di questa banca dati. Poi, come dicevo prima, da qui si possono sviluppare molte altre cose. Abbiamo dei contatti anche abbastanza importanti, ad esempio con la provincia autonoma di Trento, che sta facendo un interessantissimo lavoro sull'evoluzione storica dei toponimi, sempre naturalmente utilizzando il GIS, e questo consente di
di vedere ad esempio la migrazione dei toponimi, no? In epoche storiche, utilizzando cartografie anche di centinaia di anni fa. Però queste sono cose che sicuramente vorremmo fare, speriamo di poter fare, anche valendosi naturalmente del contributo dell'università, degli istituti di ricerca. Però ecco, la cosa più importante è creare qualcosa di istituzionalizzato che riguardi i nomi dei luoghi e quindi i toponimi, oltre alla partita di ANCSU, che da sempre comunque quel tipo di informazione è stretta competenza dei comuni, anche per le logiche attività gestionali. Io non avrei altro da aggiungere, a meno che non subentrino ulteriori domande. Chiedo scusa soltanto un momento. No, scusate, intervengo nuovamente io. Chiedo, facciamo una chiacchierata un po' in maniera informale, fuori dagli schemi, vi chiedo scusa. Non so se Andrea Semenzato ha riscontrato qualche chiarimento ulteriore da dare sui problemi di accesso che qualche utente ci ha segnalato in chat. Non so Andrea se hai qualche indicazione, sì, scusami se sì, non ho la chat, ti chiedo se tu hai visto qualcosa che può essere utile che tu dia dei chiarimenti, grazie. Sì, no, grazie a voi. Le indicazioni sono le stesse che vi suggeriva la collega Alessandra Amoroso prima, quindi ci sono arrivate diverse segnalazioni da utenti che tentavano di accedere pensando di avere già un accesso concesso magari in precedenza per altre occasioni progettuali. Credevano già di avere l'accesso, ma come vi diceva la collega prima, per questa tipologia di operazione, per questo progetto della toponomastica, vi si chiede di rinviare una richiesta di accreditamento con i dati dell'operatore che effettuerà le operazioni. Il suggerimento poi su una mail nominativa, nel caso naturalmente sia disponibile, perché sappiamo che in alcuni casi questa non è disponibile, è per identificare in maniera univoca l'operatore che poi va a modificare la banca dati, anche per un eventuale contatto da parte nostra o viceversa. Queste diciamo sono le indicazioni principali. Facendo seguito poi alla vostra richiesta di accreditamento, vi verrà inviata una mail di conferma con le indicazioni per accedere al portale e i riferimenti su cui poi trovare tutte le informazioni che vi sono state comunicate, quindi sul manuale, il video tutorial e i riferimenti per inviare eventuali dubbi. Questo è quanto, insomma. Andrea, ti ringrazio. Nel frattempo ho visto che ci sono delle altre domande più sul contenuto della banca dati e potrei rispondere io, poi naturalmente Andrea intervieni se ci sono ulteriori questioni. Allora, la banca dati è, come dicevo prima, una banca dati che si muove appunto nella logica della banca dati. L'aspetto di inquadramento geografico è quindi fornito soltanto dalle coordinate di un punto, che geolocalizza approssimativamente il toponimo. E questo cosa significa? Che è molto intuitivo il ragionamento, le conclusioni. Se parliamo di un toponimo ben definito, come può essere, non so, Case Trivelloni per dire, chiaramente il punto di solito effettivamente in corrispondenza di quella località. Se parliamo di toponimi diffusi, come potrebbe essere, non lo so, Valle di Zoldo, chiaramente il punto sarà all'interno di un ambito che in realtà è molto esteso. Ma questo, in questa fase, in questo progetto direttamente non ci deve preoccupare. Il punto serve soltanto per trovare facilmente più facilmente il toponimo. Chiaro che nelle modifiche che voi potrete fare c'è anche quello di spostarlo. Se abbiamo una situazione chiaramente sbagliata, che il toponimo Casa Trivelloni invece sta sopra a una località che voi sapete chiamarsi Casa Amoroso, li andate a spostare in questo senso, ma non deve essere un problema particolare l'accuratezza del posizionamento del punto.
il file, ripeto, ha una componente geografica che è soltanto puntuale. Altre questioni mi pare riguardassero appunto le modalità di aggiornamento. Ecco, le informazioni che noi vorremmo, che vi chiediamo proprio in questa logica di progetto partecipato, sono quelle, non tanto quelle legate alla vostra banca dati, come posso dire, ufficiale, no? Cioè quella che voi naturalmente gestite anche per ANCS o per altre situazioni, come detto prima, ma piuttosto legata alla conoscenza del territorio. La situazione è abbastanza complessa, ne abbiamo accennato prima, ma la stratificazione storica dei toponimi ci ha portato a situazioni le più disparate. Io vi posso fare alcuni esempi di zone che conosco e ve li faccio anche, ma sicuramente voi sarete a conoscenza di molte di queste situazioni in tutto il Veneto, e questo sarebbe sicuramente un contributo molto utile, che va al di là, ripeto, del passaggio formale anche di validazione di cui vi parlava Andrea Semenzato. Cioè, se voi trovate un toponimo nella nostra banca dati e non ne siete a conoscenza, non sapete se è giusto o sbagliato, lo lasciate con me, non è un problema. Se invece sapete che c'è un errore di posizione, ne abbiamo parlato prima, lo potete sicuramente correggere. Se trovate i doppi, scegliete, se sapete qual è quello corretto, scegliete, tenete quello buono e eliminate, cancellate quello che ritenete sbagliato, e avanti di questo passo aggiungete dei toponimi se ritenete mancanti. Vi parlavo prima di alcuni esempi. Io sto a Padova, in una zona di Padova che in passato aveva un toponimo, fino a una quarantina di anni fa nelle carte si trovava sempre, siamo nella periferia. Adesso quel toponimo, come molti altri, si è perso. Si è perso perché è entrato l'uso in molte città di chiamare i quartieri con i nomi spesso della parrocchia. Quindi questo un po' anche nei documenti ufficiali, o perlomeno nei documenti divulgativi, no? Anche di pianificazione. Oppure un altro esempio che mi viene in mente, sempre conoscendo Padova, è della zona industriale, dove se guardiamo le carte dell'IGM, prima che venisse fatta la zona industriale, c'erano moltissimi toponimi, nomi di luoghi che ora non ci sono più. Questa è un po' la dinamica, però anche quello potrebbe essere interessante, no? Conservare traccia di questo tipo di informazione. Ecco, un altro aspetto, un'altra domanda, ricordo che si riferiva alle informazioni già presenti nei documenti di pianificazione. Ecco, questo è nei dati di quadri conoscitivi che i comuni redigono, preparano, elaborano per i piani di assetto e per i piani degli interventi. Ora, è chiaro che sono tutte fonti informative alle quali si può fare ricorso, e come dicevo prima non si finirà sostanzialmente mai di implementare questa banca dati, e mi dà lo spunto questa domanda anche per dire che stiamo come direzione lavorando molto con energia proprio nella direzione di armonizzazione e sistemazione di questo tipo di dati, anche dei dati della pianificazione a livello comunale e provinciale e dei dati dei quadri conoscitivi legati a queste pianificazioni. Quindi abbiamo già creato delle banche dati delle zonizzazioni urbanistiche e di alcuni livelli dei quadri conoscitivi. In qualche modo anche la creazione di questa banca dati della toponomastica va nel flusso più generale che stiamo cercando di portare avanti, che è quello di creare banche dati omogenee per tutto il territorio del Veneto, sia sui dati tradizionalmente di cartografici di base, come possono essere ad esempio gli edifici, oppure tutti i dati altimetrici, ma anche su dati tematici, ad esempio quelli della pianificazione, andando oltre e sviluppando quello che già è stato fatto e che potete trovare in uno dei nostri geoportali dell'IDT relativamente al piano territoriale regionale di coordinamento, di cui potete trovare moltissimi dati pubblicati nel portale. Vi chiedo scusa. So che c'è anche una domanda, mi dicono, sui toponimi italiano dialettale. Se il toponimo si caratterizza chiaramente come dialettale, lo mettiamo dialettale. Ce n'è moltissimi in Veneto che hanno questa caratteristica, sia storica, pensiamo a Venezia, sia come dire, sempre con la stessa valenza storica, ma molto più distribuita. Pensiamo a molte località più piccole, più modeste, no? Io sono originario di Belluno, pensando ai nomi di molte località nel bellunese, non sembra molto parente dell'italiano effettivamente, e neanche tanto del veneziano.
direi che se chiaramente il toponimo è dialettale si mette come dialettale, se invece il toponimo è italiano si mette italiano. Se c'è un'ambiguità, ecco, in questi casi, in tutti i casi di ambiguità, vi chiederemo la cortesia di indicarlo nelle note. Questo potrebbe risolvere i casi effettivamente, insomma, di dubbia interpretazione. E paghiamo ancora, magari non più nel caso storico di Castello Lavazza, insomma, però paghiamo ancora un po' di vizi delle prime levate che fece l'Istituto Geografico Militare, quando chiaramente per ragioni culturali di vario tipo c'era la tendenza a italianizzare molti nomi, molti toponimi. Mi pare che si sia risposto un po' a tutte le domande. E rimane, non so Andrea se tu hai qualche ulteriore osservazione. Grazie Umberto, volevo solo a supplemento della parte operativa che abbiamo visto prima, visto che hai citato anche la possibilità di modifica e spostamento della posizione dei toponimi, volevo solo farvi vedere quest'ultima operazione che prima non abbiamo visto in velocità, ma ecco la facciamo rivedere. Qui appunto abbiamo ricreato il toponimo di prova che abbiamo visto in precedenza. Per andare a spostarlo vi è sufficiente cliccarlo, come abbiamo visto prima, entrare nella funzionalità di modifica, dopodiché in questa fase potete sia andare a rinominarlo come abbiamo visto prima, oppure potete anche spostarlo cliccando e tenendo premuto sul punto e posizionandolo su un'altra situazione, un'altra posizione. E cliccando quindi su salva sessione vedrete che il toponimo si sarà poi spostato. Ricliccando, eliminando, rivediamo le operazioni viste in precedenza. Ecco, solo questa di integrazione di quanto abbiamo visto in precedenza. Vi rilascio la parola, grazie Umberto. No, ma Andrea te lo rilancio subito perché c'è una domanda sulla utilizzabilità del sistema nei dispositivi mobile. Sì, allora il sistema è disponibile anche da mobile e tablet. L'unica accortezza, ora vi ricondivido lo schermo, è che nei dispositivi tablet e mobile non avete a disposizione alcune delle funzionalità disponibili nel visualizzatore, tra queste anche la possibilità di editing, quindi naturalmente è sconsigliabile eseguire queste operazioni da un cellulare, ma da un tablet potete effettuare queste operazioni con l'unica accortezza di, una volta che avrete visualizzato il portale, quindi vi sarete collegati all'indirizzo web del portale, vi è sufficiente andare nelle vostre impostazioni del browser, qui è Firefox ad esempio, e dovreste trovare un'opzione visualizza come desktop. E questo vi permetterà poi di visualizzare la pagina come se fosse un dispositivo desktop, e quindi potrete avere a disposizione tutte le funzionalità del portale. Quindi suggerito comunque di utilizzare il vostro computer, il vostro notebook, oppure eventualmente da un tablet. Grazie Andrea. Ancora qualche osservazione che giunge dagli utenti, anzi approfitto per ringraziare intanto chi si è collegato oggi, anche per tutto sommato lo scarso preavviso, ma come vi dicevamo prima c'è la registrazione di questa sessione, quindi sarà disponibile per tutti. Eventualmente, se ritenuto opportuno, potremo anche rifarla per raggiungere altri colleghi di altri comuni del Veneto. E ringrazio in particolare anche per la vivacità, insomma, nelle domande che vengono poste. Mi sembra il luogo adatto, così possiamo appunto risolvere assieme le problematiche. E per quanto riguarda le connessioni con l'aggiornamento dei DB, qui è un ragionamento un po' più complicato. Sicuramente
il progetto e la funzionalità che è stata descritta è adatta per l'aggiornamento di questo livello informativo dei DB. Qui non c'è una connessione diretta, al momento i toponimi non hanno, parlando di toponimi appunto non stradali, non hanno una connessione diretta con oggetti del DB, tranne in particolari casi circostanziati, insomma non particolarmente vincolati. Quello che è interessante e che mi fa piacere potervi dire in questa occasione è che si tratta del primo caso di editing online che viene fatto sulla piattaforma nostra di DT. E in realtà, come il collega Dario Brentan, che è collegato con noi stamattina, ha partecipato naturalmente a tutte queste operazioni che riguardano anche il progetto toponomastica, oltre a naturalmente a DT. Come Delio sa benissimo e ha più volte detto, uno dei motivi per cui ci fu l'evoluzione verso il così chiamato IDT 2.0 è proprio quello di consentire l'editing online. Ora, in qualche modo questo progetto è anche un'operazione di test per noi, perché chiaramente si tratta di fare editing su dei punti, di fare editing su un'informazione molto particolare, non semplice, ma tutto sommato circoscritta. Pensiamo anche che alcune realtà comunali hanno dimensioni territoriali magari un po' più modeste, per cui hanno un numero anche tutto sommato limitato di toponimi. L'ideale naturalmente è andare verso un editing online esteso ad altri livelli del database topografico, ad esempio i livelli che interessano la necessità di aggiornamento speditivo previsto dagli atti di indirizzo della legge 11/2004 con le modifiche successive. Quindi quello a cui tendiamo è poter consentire a chi lavora sul territorio di operare editing online anche sugli strati dell'edificato, della viabilità e quant'altro. Ecco, questo mi pare un'informazione interessante. Tecnicamente i tempi sono maturi per poter fare queste cose, bisogna soltanto trovare da un lato la base, un'adeguata base da modificare, come in questo frangente specifico il database, diciamo, beta version che vi abbiamo condiviso, dall'altro trovare naturalmente gli adeguati supporti normativi, ma è quello su cui stiamo lavorando all'interno della direzione, proprio per andare anche sicuramente a riformare alcuni aspetti degli atti di indirizzo. Ora sì, mi pare... Umberto, scusami, buongiorno a tutti. Scusami, dico solo una cosa, che c'era una domanda in chat. Ricordiamo ai colleghi dei comuni che appena modificano i vari toponimi, questi sono automaticamente visibili sia sul geoportale che ovviamente su WebGIS dedicato. Ecco. Quindi è una modifica in diretta online, quindi tutti lo possono vedere immediatamente appena fatta la modifica. Ecco. Non è una cosa locale loro, tutto qua. Grazie a tutti, scusate se non sono intervenuto prima. Grazie Delio per la precisazione e anche per averci portato un saluto. Io direi che la collega Alessandra Amoroso mi accennava prima, durante una pausa, che ha inserito i recapiti all'interno della chat e conseguentemente se ci sono ulteriori domande sapete abbastanza facilmente come trovarci. Vi chiederei, questa è una battuta naturalmente, di non telefonare nei prossimi 5 minuti perché adesso è il momento... consentitemi di un caffè, insomma. E a parte queste battute vi ringrazio ancora per l'attenzione, la partecipazione molto, molto vivace e attenta e vi do appuntamento alla prossima occasione di comunicazione, auspicabilmente in presenza, ma anche con questi canali che in ogni caso fanno benissimo il loro dovere. Grazie a tutti e buona giornata.